Prosegue con successo a Biagio Platani l'iniziativa sugli archi d'estate, sapere di pane, sapore di olio e una serie di installazioni su temi di grande rilevanza sociale. E noi questa sera vogliamo conoscere pian piano queste installazioni e il loro significato. Partiamo da questa. Buonasera, sono Rita Bonanno e sono il presidente dell'associazione Arti in Pane che ha realizzato il Tempo di Oscuri. Noi siamo un'associazione composta orgogliosamente da donne e abbiamo deciso di fare un omaggio ad Agrigento Cultura della Capitale 2025 e quindi riportando in maniera creativa e utilizzando uno dei materiali che è il punto cardine della nostra tradizione degli archi di Pasqua, che è appunto il pane. Quindi c'è questa struttura in ferro e legno ricoperta totalmente di pane, con le 4 colonne che sono quelle rimaste appunto, come sappiamo, del Tempio di Oscuri, 3 di cui le abbiamo innalzate con un fulcro di colori rappresentando quelli che sono i prodotti della nostra terra sicana, quindi fichidindia, melograno, l'uva, e poi la colonna principale, quindi al centro del Tempio, invece abbiamo reso omaggio appunto a quello che era il logo scelto per Agrigento Capitale della Cultura, con i 4 segni che per Empedocle sono i segni dell'esistenza, quindi acqua, fuoco, terra e aria. Il Tempio vuole essere non solo un omaggio alla terra dei Sicani con tutto quello che può rappresentare, ma abbiamo deciso di coniugare quella che è la tradizione greca appunto della Valle dei Templi con quella che è la nostra tradizione, perché comunque dobbiamo cercare di fare rete, visto che siamo tutta una terra. Anche per questo è stato scelto da noi questo tema, insomma un omaggio sia alla nostra terra ma in maniera proprio globale a quella che è la rete che noi abbiamo intorno. Questa sera un momento di riflessione e conoscenza sui temi dell'olio. Chi se non Massimo Brucato, agronomo esperto proprio di oli, poteva illustrarci meglio cosa questa sera accade e quali sono i passaggi che porteranno anche alla premiazione di oli d'eccellenza. Allora, questo è l'inizio di un percorso, spero. Una gara, una piccola gara stasera, ci sono alcuni campioni che sono stati portati, tutti molto interessanti, ci sarà un vincitore, quello che secondo gli assaggiatori è quello che forse è più equilibrato, ancora bello pimpante dopo 8 mesi e più dalla raccolta. Ma è l'inizio di un percorso, perché vedo che già la qualità c'è, però c'è un po' da lavorarci e speriamo che nasca veramente l'idea di unire l'olio al turismo, ma anche agli altri prodotti di questa terra, quindi grano, legumi, vino, perché ci sono anche delle cantine in zona. E hanno chiamato me, io sono felicissimo di quello, proprio perché vorrei che nascesse veramente un nuovo pianeta dell'olio in provincia di Agrigento. Massimo, quali sono gli spazi dell'olioturismo? Va assolutamente legato ad altre cose, perché mentre nel vino, sapete, basta parlare di vino, c'è tutto un mondo di turisti che si muove proprio per quello. Per l'olio è complicato, però questa è una zona dove ci sono i percorsi famosi che si fanno sui Monti Sicani e dove si assaggiano i prodotti della pastorizia, i pani e tutto il resto. E l'olio deve per forza entrare in questo gioco, perché l'olio è la base della cucina mediterranea, quindi dobbiamo esaltarlo, farlo bene e farlo diventare un prodotto che il turista di cui si può innamorare il turista. Gli oli siciliani in particolare, che caratteristiche hanno e come vengono recepiti dal mercato? Perché comunque sono degli oli che hanno un sapore più intenso, una colorazione più forte. Allora, è un discorso molto complesso e io vorrei sottolineare solo un paio di aspetti. La Sicilia è straordinaria perché la biodiversità in campo oleicolo che ha la Sicilia non ce l'ha in nessun'altra regione né sul pianeta, non solo in Italia. Abbiamo una marea di varietà, molte nemmeno si conoscono e ognuna si esprime in maniera diversa, ognuno andrebbe raccolto in un momento diverso, dipende pure da dove cresce, se in collina, se in montagna, se in vicino al mare. È un discorso troppo difficile da affrontare adesso. I nostri oli però sono straordinari, ci sono alcune varietà che sono veramente eccellenti, infatti si vede nei concorsi internazionali, vincono un sacco di premi. C'è molta ignoranza nella popolazione, per cui ancora molti comprano l'olio e comprano oli difettati perché non sanno distinguere, utilizzando i propri sensi, l'olio buono dall'olio difettato. Bisogna lavorare molto su quello.
Sindaco, siamo giunti quasi al termine di questa 3 giorni che ha visto sul campo San Biagio Platani impegnata nel mostrare la capacità di esprimere tante risorse, dalla capacità di chi amministra a un popolo operoso, a prodotti di eccellenza, alla voglia di destagionalizzare il turismo. Insomma, possiamo fare un bilancio? Sì, infatti noi grazie ai fondi PNRR siamo riusciti a mettere in campo questi bellissimi archi d'estate, quindi queste bellissime strutture che come voi avete potuto vedere sono fantastiche. Noi abbiamo un popolo di artisti, infatti solo San Biagio è unico al mondo per queste strutture, sia per quanto riguarda gli archi di Pasqua che anche ora gli archi d'estate. Sono molto contento perché grazie al PNRR siamo riusciti a fare tutto questo e contento anche perché San Biagio è stato il primo comune dell'Agrigentino a poter e sapere spendere i fondi del PNRR e quindi sono contentissimo di quello che ha fatto la mia amministrazione. Anche perché comunque avete avuto un bel flusso di visitatori. Sì, tantissima gente, grazie anche ai turisti che vengono a visitare San Biagio Platani e a tantissimi immigrati che sono ritornati a vedere queste splendide strutture. E comunque un paese che si risveglia anche dando fiducia ai giovani. Noi abbiamo visto che tante imprese sono state composte dall'idea di giovani che credono in questa terra e nella volontà di rimanere. Sì, è stato anche opera dell'amministrazione comunale, vi spiego subito perché noi abbiamo visto in questo inverno, quindi ad aprile, abbiamo visto che c'era tanta voglia di fare, tanta voglia di riscoprirsi e tanta voglia di poter lavorare, tanta voglia di fare comunità e l'abbiamo visto anche con tutti questi giovani che anche per gli archi d'estate si sono messi in gioco, hanno formato 7 associazioni in pochissimo tempo e hanno portato in piazza queste bellissime strutture. E quindi sono contento per quello perché San Biagio si è risvegliato dopo tantissimi anni e quindi abbiamo visto che c'è ancora una comunità che vuole fare, una comunità di artisti come dicevo poco fa e grandi lavoratori. Questa sera si parla di oli in particolare e un esperto in olioturismo è Fabio Gulotta. Fabio Gulotta tra l'altro fa parte della commissione che questa sera valuta una serie di oli. Fabio, allora questa sera parliamo di oli siciliani, oli di questo territorio e parliamo di olioturismo, una forma di turismo che seppur esistente comunque diciamo che da noi non è ancora radicata. Diciamo che sta prendendo piede proprio negli ultimi anni. L'olioturismo con decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali è stato equiparato all'enoturismo, cioè la possibilità per le aziende o frantoi, aziende olivicolo, frantoi, di poter ricevere in azienda persone e turisti per le degustazioni, per tutte quelle attività di conoscenza e approfondimento sull'olio. L'olio come ingrediente, come cibo inteso in questo senso, è una forma di attrattore turistico al pari del vino. Comunque diciamo che in Sicilia non siamo ancora prontissimi, quindi bisogna lavorare in questo senso? Ci sta lavorando la Regione, ci lavorano i comuni, i borghi, con le reti d'impresa e la misura 16.4 del PSR. Questa sera a San Biagio abbiamo assaggiato alcuni campioni, devo dire tutti di ottima qualità. Questo serve a stimolare un po' la produzione e a migliorare la qualità del prodotto. E se l'amministrazione comunale si è decisamente molto impegnata per ciò che riguarda i fondi del PNRR, un ente che ha sostenuto in maniera fortissima questo momento è stato il Galsicani. Sì, assolutamente sì, il Galsicani questa sera è indirettamente presente attraverso una rete di impresa che è stata finanziata nell'ambito del nostro piano di sviluppo, che vede diversi operatori locali sambiaggesi in rete per promuovere percorsi virtuosi di filiera corta, il chilometro zero. Il GAL sostiene le reti di impresa come secondo livello di intervento dopo aver realizzato un primo livello che vede come protagonisti i comuni e
e le associazioni senza scopo di lucro per la promozione turistica del nostro territorio. Adesso abbiamo intercettato le imprese favorendo un processo di aggregazione e non abbiamo mai finanziato interventi singoli ma soggetti che si aggregano per promuovere unitamente l'intero paniere sicano. Questa sera ci sono 3 aziende che fanno parte della rete ma che hanno aperto le porte alla rete anche ad altre aziende locali che espongono il paniere del prodotto in questa bellissima manifestazione, la festa del pane, all'interno di questa cornice che sono appunto gli archi d'estate, un altro progetto finanziato nell'ambito del PNRR che vede il Comune di San Biagio Platani in partenariato con diversi soggetti del territorio siciliano. E comunque abbiamo notato nel corso della presentazione che sono imprese composte da giovani, cioè voi andate a sostenere la giovane imprenditorialità. E la cosa straordinaria è questa, e questo anche grazie agli interventi del più ampio programma di sviluppo rurale, il PSR, che agevola il ricambio generazionale con il subentro dei giovani imprenditori nelle aziende dei genitori e il subentro dei giovani dà un taglio diverso a quello che è il processo di gestione e promozione delle aziende con interventi innovativi, con percorsi che portano a promuovere i prodotti sui canali di informazione digitali, con interventi che riconducono al tracciamento delle filiere attraverso la tecnologia, la nuova tecnologia. Abbiamo aziende davvero innovate grazie ai giovani che sono subentrati ai genitori. Dunque un processo virtuoso da prendere in esempio, i giovani che rimangono, il territorio che cresce. Assolutamente sì, il Galsicani in tutte le proprie attività mette i giovani al centro, i giovani e i processi di aggregazione. Noi promuoviamo questi processi da diverso tempo e alla fine stiamo riuscendo a raccogliere davvero frutti importanti, ma li stiamo raccogliendo nell'ambito dei progetti che finanziamo dal GAL, ma replicando questo approccio, questa metodologia, il territorio è stato pronto ed è pronto a intercettare nuove risorse. È il caso di San Biagio con il bando Borghi, ma anche il comune di Santo Stefano Quisquina, anche il comune di Bivona, anche il comune di Sant'Angelo, di Joppolo Giancaxio, di Santa Elisabetta, rispetto ai tantissimi comuni che hanno partecipato al bando, sono riusciti ad avere il finanziamento e sono tutti pronti per partire e per rigenerare finalmente i nostri borghi. E in tema di olio non poteva mancare, anzi non ha voluto mancare con la sua presenza il comune di Caltabellotta, che è la città dell'olio, ed è qui con il vice sindaco Biagio Marciante, perché questa sera anche Caltabellotta rilancia la necessità di agevolare percorsi di olioturismo. Sì, grazie, buonasera. Sì, abbiamo accolto ben volentieri l'invito degli amici di San Biagio per parlare stasera di olioturismo e di olio. Caltabellotta su questo si è sempre distinta, essendo una città che si basa principalmente sulla coltivazione di olive. L'olioturismo è una pratica che sta prendendo sempre più piede. A Caltabellotta molte aziende si stanno organizzando e iniziando appunto a ospitare quelli che prima erano clienti e che oggi diventano pure turisti. È una pratica appunto molto diffusa e che ci lascia ben sperare per quelle che sono le prospettive future. Un territorio che si sta promuovendo anche sotto questo punto di vista, quindi non soltanto storia, cultura, paesaggio, ma anche enogastronomia, principalmente con l'olio. Anche un'azienda agrituristica espone i suoi prodotti qui a San Biagio Platani, si tratta dell'azienda Caldara e Enrico Caldara. Bene, ci illustri un poco il senso di questa vostra presenza. Esatto, allora il senso della nostra presenza intanto è far conoscere la nostra azienda, i prodotti che produciamo. Facciamo esclusivamente prodotti biologici da più di 30 anni, sono certificato controllato da ICEA, organismo di controllo. Coltiviamo la vite, facciamo il vino, difatti questo è il vino, il logo significativo che rappresenta il bio. Poi facciamo anche la marmellata di arance, questa qua, chiaramente la tracciabilità, tutti gli ingredienti utilizzati sono biologici, lo zucchero eccetera eccetera. Poi facciamo anche l'olio di oliva, tutto bio, e
poi anche i granantichi. Questa è la farina di granantichi Perciasacchi, il farro lungo siciliano che se lo sono portato in America, l'hanno chiamato Camut, però di fatto all'origine è il Khorasan, e questo è il farro lungo siciliano. Il Perciasacchi, tra i 52 granantichi che abbiamo in Sicilia, è uno dei prediletti in quanto non ha un glutine tenace. Tutti i granantichi non hanno il glutine tenace, però il Perciasacchi in particolare, per cui non gonfia lo stomaco, viene utilizzato, è facilmente digeribile, viene utilizzato per l'intolleranza alimentare, perché molte persone purtroppo sono intolleranti al glutine, e il cereale e il Perciasacchi è il grano perfetto per combattere l'intolleranza alimentare. In agriturismo facciamo anche iniziative culturali, presentazione di libri, ora sto allestendo un teatro che si presta naturalmente ad esserlo, e col tempo lo devo completare, insomma. Questo. Siamo a conduzione familiare. Apicoltura Savarino è presente anche a questa manifestazione. Ecco, voi producete miele, che tipo di miele producete e siete qua perché? Allora, questa è un'azienda, una piccola azienda a conduzione familiare. Le api principalmente sono nella nostra zona, nella Valle del Platani, vengono messe le arnie. Facciamo tutto noi, quindi dalla produzione alla conservazione, insomma, diciamo che... Che tipo di miele producete? Da dove lo estraete esattamente? Perché ci sono vari tipi, miele d'arancio, miele di eucalipto, ecco, il vostro qual è? Esatto, noi produciamo 4 tipi di miele: il miele di zagara d'arancio, il miele di sulla e di eucalipto, che di eucalipto diciamo è una produzione piccola, non ne facciamo in quantità diciamo eccessive. Se dovessimo valutare, qual è il più buono di tutti? Per me la zagara. Nelli Martorana Società Agricola voi proponete dei formaggi, che tipo di formaggi? Che cosa, qual è il vostro messaggio in questo momento espositivo? Allora, noi facciamo un formaggio, si chiama un canestrato, quindi un formaggio misto di latte, di mucca e di pecora, quindi ovino e bovino. Usiamo sempre, diciamo tra virgolette, la ricetta tradizionale di mio nonno, perché l'azienda è nata più di 100 anni fa con la venuta a San Biagio di mio nonno, e noi abbiamo cercato sempre di continuare sulla sua, diciamo, scia, così. Quindi niente, il nostro prodotto è un prodotto naturale, fatto all'antica, non usiamo niente, solo caglio naturale e sale, e tanta pazienza. Vedo del peperoncino, delle erbette. Sì, poi abbiamo cercato un po' di cambiare queste cose, quindi abbiamo fatto un formaggio al peperoncino, poi abbiamo aggiunto anche del pepe, e poi abbiamo ricordato l'Italia con il nostro formaggio erba cipalline e peperoncino, quindi per la gioia di mio figlio si chiama Italia.